Camper tour continua. Per me. Questo è il colore di Piazza Zingano, eccolo qua. Questo è il colore di Piazza Zingano. Preciso. Possiamo avere un momento di intimità? No, bello questo. Questo è vecchio, Tanto bello. Poi è la doccia separata. No, com'è la doccia separata? Ma dai, ma tutti qua la doccia separata. Sempre sfolcami senza la doccia separata. Eh sì, la doccia separata. E questo è il camper del Sandrone, no? Che è qua. Aspetta che mi accuccio. Tutti che dicono che sono basso. I cattivi, i malvagi. Porca miseria. Yuri, è un grande. Mi hanno momentaneamente sfrattato, però questo è uno dei camper che veramente come colore è quello che mi piace più in assoluto. Molto più del mio. Benvenuti in casa mia. Adesso appena se ci rifanno rientrare, no? Perché ci sono gli zingani che mi sfrattano. Però io dopo rientriamo e ti faccio vedere che razza di colori che ha sto camper. Non prende macchia niente a casa mia, non si ammacchia niente. Permesso. Oh, eccolo qua, vedi? Guarda che legno chiaro. E che siamo al buio adesso. Quindi veramente guarda che bello luminoso. Quanto tempo è che ce l'hai? Un pochino che ce l'abbiamo noi. Alessandro ne aveva un altro, perché Alessandro ha sempre avuto il Che camper, ne aveva storia un c'è? altro, che era un cituristico, poi no. Qua si può entrare in bagnetto, Ma lì certo mi fa che entrare in sì. tutti i bagnetti. Allora il bagno sì normale, però vedi, guarda anche lui, vedi, guarda, doccia separata. Vuoi mettere in più? Guarda, no, non tutti ce l'hanno, quindi bisogna elogiare questa cosa. La finestrella sopra la doccia, tu mi dirai impossibile, no, non è vero, non tutti hanno la finestrella nella doccia. Ti garantisco che se fai la doccia d'estate, non lo so, non ti lavi, fai prima. Vedi, come disposizione mi piacerebbe molto, l'unica cosa non ha il, come si dice, il gavone, e tutto questo enorme spazio, se uno vuole, chiude con delle ante, le fa fare, e guarda che mega armadio che ti sta. Quindi questo ad esempio è un camper perfetto per Singano. Ah cazzo, ma sai che questo qua in realtà potrebbe avere anche il gavone? Perché da qua lo apri, i letti si alzano. Sai qua il mister che approfittiamo. No, ma mi interessa, fa una mountain bike, no? Una mountain bike. Cioè messi in piedi. Togliendo un letto, sì. Togliendo il letto. Vediamo? Beh sì, cazzo, ma no, ma che in piedi? Cioè guarda, togli questo. No, si alza questo. No, cosa devi mettere in piedi? Cazzo, anche il gavone questo. Ah, è troppo lunga la bici? Oltre che cavi una roda. Per sbiego col manubrio un po' storto lì, visto che lì può storgersi. Ho sentito un portabici non ti fa prima. No, bici sempre sotto la pioggia, fa tutta ruggine. Ma il marca modello è questo? Un Challenger Challenger? 105, sì, vecchio. Challenger 151. Meccanica, cos'è questo? Ducato. Ah, sempre Ducato. Te capi? Vedi? Questo tipo piace a sindaco. Mi sono già eletto in politica. Porca miseria. Sei l'esperta fotografica. Cioè, mi faccio un selfie con la telecamera di Yuri, Mario, guarda che Ciao video. Yuri! Ciao Yuri, ciao! Yuri! Beccati questa! Beccate Yuri. noi altri siamo qui. E lo cancella dopo. Ho il potere, ho la macchina di Yuri, ho il potere. Dite quello che volete, andare su YouTube. Andiamo nel suo camper per fargli casino. Andiamo a fare la pipì nel camper di Yuri. Sì, Questo è il camper che mi porto a casa, perché scusa, doccia separata, tutto quanto, interni stupendi e la bici ci sta perfettamente. A quanto te lo vendi? Ma che vendi? Che ha parlato di skate? Un cimelio come il mio. Che scherzi, guarda che roba. Regalato. No, Ma scusa, se stupendo. tu prendi il tuo, fai una modifica, prendi quello lì. Sì. Fai il Con buco. schiaccia no, non sassi sta che di fa queste sua robe che modifica dopo il mio. Stupendo. Stupendo, stupendo veramente, bello. Allora, gli manca solo un motore e il 2.8. Ah, perché sei 9 anche il tuo. Perché sei 9. Sì, va bene, dai. Stupendo, Cosa è un veramente. camper da pianura? Porca miseria. Quanto gli hai dato? Quanto gli hai dato? Più o meno. 8.000 euro. Quanto? 8.000. Andiamo 5 e portiamo a casa. Niente, mi sono innamorato che il camper là. Però vedi, già mi prendo avanti che magari un giorno ne trovo uno. Occhio qua, per il bombolone. Questo ha le bombole, no? Se noi ci pieghiamo qua sotto, perdona le riprese, vedi, sembrerebbe che lo spazio c'è. C'è solo quella roba lì che viene fuori, che non so neanche... Ah sì, beh, serve per tenere le balestre, giustamente, non sarebbe cosa saggia a cavarla, insomma. Però... boh, cazzo.
non lo so, magari fanno dei bomboloni più fini che ci stanno o con altre forme, non lo so, perché questo è veramente bello, loro gli hanno dato 8.000, tanto figo. Allora, bene o male ci saluteremo uno alla volta. Il mister della doccia invece va già avanti. Vado avanti, sì, credo per tempo. Quindi ricordati, lui è quello della doccia. Esatto, Occio, quella del limoncello, del formaggio e dell'origano anche. Esattamente, esatto. Sono riuscito a portarli in spiaggia sti camperisti qua, no? Che si pianta live avanti a Prosecco da mattina fino a sera e dopo l'imbriaco un summino, guarda qua. e dopo, che non ci dimentichiamo, ci guardiamo anche il camper del Roberto. Sempre bella, sempre bella. Però vedi, se parla tanto del camper wild, Toro, questo e quell'altro, no, guarda sti nonni qua, io a livello pro, perché a nonna prepara a cena che ha raccolto le pevarazze, no, che sarebbero le vongole, e il nonno, guarda, il taglia legna, guarda che roba, perfino con motosega. E Roberto ha detto, niente, portiamo direttamente l'albero, perché portare i rami, giustamente, no? E se continua, secondo fuocchetto. In più è Riccardo che ha aperto lo stand gastronomico qua, vedi, si è messo in affari, guarda che lavori. Mario che fa propaganda. Comunicazione di servizio, i camperisti che se ne devono andare, pregasi prima di passare al pagamento alla casa numero 5 perché la 6 interrotta. Buono. E si prega di lasciare pulita la piazzola, grazie. E con Mario che domanda il pizzo a tutti quanti ogni volta. Guarda la sobrietà di Mario. E questi te li ricordi, ragazzi, col Panduzzo? Che abbiamo trovato più o meno 2 anni fa, no? On the road. Eccoli qua di nuovo, c'era la te volte, Occio il Panduzzo, ragazzi, guarda che camperizzazione al Panduzzo, guarda che roba. Attenzione. Avevamo anche walkie talkie per parlarci da macchina a macchina. Ah, da macchina a macchina, sì. Giustamente. Vediamo, questo qua è il pianale. Number one. Così con la veranda. Come veranda? Sì, attrezzati. No, che robe. Vedi tu sti qua gli zinganai livello pro, guarda qua. Allora, intanto un altro mister se ne va perché non è ancora camperizzato, è un futuro, diciamo, aspirante, era molto interessato alla vita in full timer, abbiamo fatto una ciaccolata lì quando siamo andati a rubare un po' di foresta e niente, insomma, dai, ecco. Giusto? Vita, giusto? Perfetto, questa rimane qua o finisce sul... No, finisce. Short board, long board.